Ci troviamo a Colletto Grande di Velo, parcheggio presso Colletto Grande, sopra Sant'Ulderico, Bosco del Tretto, a Schio. Percorreremo oggi il sentiero che porta sul Monte Novegno, quindi sul Monte Rione, o Rivon, la cima più elevata del massiccio del Novegno. Torneremo poi indietro al punto di partenza passando per Contralba. Tornati indietro in direzione di Colletto Piccolo di Velo, prendiamo il sentiero 455 in direzione di Passo di Campedello. Fin qui si tratta dello stesso percorso che abbiamo seguito in novembre dell'anno scorso per raggiungere Monte Giove e Priaforà. In questa occasione saliremo sulle cime più ad ovest, più occidentali del massiccio del Novegno. Giornata splendida, sole, tutt'altra atmosfera rispetto a quella che abbiamo incontrato nel mese di novembre quando siamo saliti su Priaforà. Boschi abbastanza rigogliosi come vegetazione, natura quindi viva, atmosfera quindi decisamente cambiata rispetto all'autunno dell'anno scorso. Questo tratto di sentiero sale decisamente in ripida salita fino al passo del Turle, poi dovrebbe esserci un tratto un po' più pianeggiante, poi riprende a salire fino a raggiungere Busa Novegno e quindi cima Rivon con l'omonimo forte. Percorreremo oggi in totale un dislivello di circa 850 metri, quindi è un'escursione che sia per dislivello che per lunghezza del tragitto richiede una discreta, una buona preparazione. Arrivati a Passo del Turle. Qui davanti abbiamo Monte Sumano, quindi la pianura vicentina. Il nostro scopo è raggiungere Busa Novegno da sopra, là si vede anche la croce del Monte Novegno. Qui davanti abbiamo Monte Giove e Monte Priaforà, sul quale siamo stati nel mese di novembre dell'anno scorso. Ho appena incontrato anche di colleghi di lavoro che stanno salendo a Priaforà. Noi comunque adesso siamo arrivati a Passo Trabocchette, teniamo sempre il sentiero 455 verso Passo di Campedello, quindi Busa Novegno, che dovremo raggiungere in 1 ora e 20. Siamo ora sul tratto più pianeggiante in mezzo a un bel bosco, quindi questo è un tratto più facile di quello che abbiamo percorso tutto in salita per raggiungere il passo del Turle. Successivamente comunque ci sarà ancora un
po' di dislivello da fare per arrivare a Busa Novegno, quindi sul monte Rione. Giunti a questo bivio, in novembre siamo andati qui a destra verso Sella Giove Brazone. Adesso teniamo a sinistra, quindi qui, in direzione del raccordo col sentiero 444, che è quello che prenderemo al ritorno per raggiungere Contralba. Superato il bivio col sentiero 444 che prosegue in discesa verso Contralba, tenete sempre la salita, mi raccomando, quindi le vie di destra sempre in salita verso Passo del Campedello, altrimenti se sbagliate tornate subito indietro verso Contralba. Ricongiunti col sentiero 455 che dovremo seguire fino a Passo di Campedello, quindi Busa Novegno. Si va per di qua. Non prenderemo questa volta la deviazione successiva a destra che sale a Monte Giove, ovviamente, che ci recheremo verso Busa Novegno, quindi dovremo tenere la sinistra direzione ovest. La deviazione verso il sentiero 444 che comunque noi non abbiamo preso per continuare in salita. Ebbene, questo tratto di sentiero decisamente è in ripida salita, un po' faticoso, quindi adesso raggiungeremo Passo del Campedello attraverso una strada principalmente in piano. Abbiamo appena oltrepassato il bivio col sentiero 435 verso Briaforà, quindi stiamo proseguendo diritti sul sentiero 455 verso Passo del Campedello, che dovremo raggiungere tra pochi minuti. Eccoci arrivati a Passo del Campedello, luogo dalla notevole importanza anche storica, in quanto durante la prima guerra mondiale fu il luogo in cui l'esercito italiano fermò l'avanzata degli austro-ungarici. Qui c'è anche il monumento appunto dedicato ai caduti italiani. Passato il monumento dedicato ai caduti italiani, noi siamo a Passo di Campedello, teniamo il sentiero in salita diritto a noi verso Malga Campedello, quindi Busa Novegno. Il sentiero si è fatto strada forestale larga e comoda che prosegue in lieve salita verso Busa del Novegno. La vegetazione da un po' di tempo ormai ha decisamente un aspetto ancora invernale, con poche foglie sugli alberi o addirittura niente foglie. Probabilmente dipende dal fatto che siamo saliti di quota.
Altro monumento dedicato ai caduti italiani durante la Prima Guerra Mondiale, nella battaglia del giugno 1916. Per visitare questo monumento bisogna scavalcare questa staccionata, perché purtroppo il cancello è chiuso, quindi devo porre un po' di attenzione, anche perché staccionata da direttamente sul sentiero ed è un po' sopra il sentiero, quindi bisogna fare attenzione a non cadere. Luoghi senz'altro ricchi di storia, che ricordano il nostro passato, delle lapidi dedicate a vari gruppi di combattenti caduti in queste zone, anche caduti dell'impero austro-ungarico. Gli 10.000 caduti della 35esima divisione italiana di fanteria, che dagli altipiani di Folgaria e di Tonezza, combattendo eroicamente in difesa della patria, su questo sacro monte riportò la vittoria, salvando dall'invasione Schio Vicenza e la pianura veneta nel maggio-giugno 1916. Opera realizzata nel 70° della vittoria per volontà della NCR della zona di Schio e col contributo della città di Schio e di altri enti che sono elencati qui sotto, della regione del Veneto. Schio Montenovegno, anni 1989-1990. Tornando a noi, la nostra meta sarà raggiungere quel punto in quota che vediamo davanti, che è Forte Rivon o Rione, sull'omonimo monte, quindi Monte Rione, mentre sotto c'è Busa Novegno, che poi percorreremo, tempo permettendo, in senso circolare. Panoramica su Busa Novegno, di cui poi compiremo il giro, tempo permettendo sempre. Adesso ci dirigiamo a Monte Rione, là sopra, quindi dovremo tenere sempre da destra. Successivamente proveremo a raggiungere anche la croce di Monte Novegno, che è qui davanti, per poi tornare indietro. Oltrepassa questa staccionata, un po' più sulla destra dovremo trovare il sentiero che porta sul Monte Rione. Dopo la staccionata si tiene la destra e si inizia a salire un percorso in salita con tornanti verso Cima Rione, che dovremo raggiungere tra una mezz'oretta circa. Il luogo è pieno di resti di fortificazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Ormai ci siamo quasi. Nel sistema difensivo dello sbarramento Agno-Assa-Agno-Posina, il Forte Rivon sorgeva, assieme a molte opere accessorie, per lo più scavate nella roccia, nella massima quota del massiccio del Novegno, a 1691 metri. Eretto tra gli anni 1910-1912, Forte Rivon era armato con una batteria da 2 pezzi da 149 mm in ghisa, con direzione di tiro su passo della Borcola. Sono visibili oggi il ricovero fortificato per la truppa e i serventi, i resti delle piazzole collegate alle piccole casermette. Adiacente alle casermette si trova l'ingresso della polveriera. Il complesso consisteva anche in un osservatorio in grotta, una caverna per il generatore, oltre alle 2 grandi caverne per l'alloggio della truppa. L'azione di fuoco del forte fu determinante proprio nelle giornate del 12-13 maggio 1916.
in occasione delle fasi più cruente dell'offensiva austro-ungarica sul Novegno. Scesi dal Monte Rione con l'omonimo forte, ritorniamo adesso a Busa Novegno, dove completeremo il percorso del Giro d'Anello, che in parte abbiamo già fatto per raggiungere il sentiero che sale appunto a Forte Rivon. Stiamo tornando verso la parte più meridionale di Busa Novegno. Qui c'è una strada bianca in fondo che percorreremo tornando indietro per completare appunto il giro della parte meridionale di Busa Novegno. Viveremo comunque sopra questo cocuzzolo per raggiungere la croce del Monte Novegno. Siamo scesi da là. Quindi, raggiunto questo cartello, teniamo il sentiero 400 per completare l'anello di Busa Novegno. Dopo una piccola deviazione per raggiungere Malga davanti, raggiungibile tramite una breve deviazione, una strada in salita, riprendiamo la strada larga e comoda, sterrata, che costeggia Busa de Novegno nella parte più meridionale. Da questo punto si prende la strada in salita in mezzo ai prati per raggiungere la croce del Monte Novegno. Arrivati a cima a Novegno con la croce, a circa 1500 metri di quota sul livello del mare. Visibilità oggi purtroppo non molto estesa a causa foschia. Delle panchine dove poter anche sedersi per fare una pausa. Monte Sumano, Monte Cengio e abbiamo Busa Novegno, dove poi scenderemo per tornare indietro. Da qualunque parte lo si osservi, il massiccio del Novegno dà l'esatta impressione di costituire un estremo di imponente baluardo verso la pianura vicentina, quale in effetti divenne durante l'offensiva austro-ungarica della primavera del 1916. L'azione si concentrò contro Passo Campedello e Monte Giove, ma alla fine a spuntarla furono i fanti della 35esima divisione a comando del generale Petitti di Roreto, pianificando così l'offensiva dell'11ª armata dell'arciduca Eugenio e, in particolare, quella della 44esima divisione austro-ungarica al comando del generale Viktor Dank. Nonostante la superiorità dell'artiglieria austro-ungarica, veniva così arrestata, sul limitare della pianura vicentina, la cosiddetta Strafe-Expedition. Sgomberato durante la notte del 24 giugno 1916, il Novegno fu interamente rioccupato dall'esercito italiano che negli anni successivi vi realizzò grandiose opere campali, sistemandovi artiglierie che, oltre ad esercitare azione offensiva sulle linee oltre il Posina, ne fecero un formidabile caposaldo in grado di sventare possibili ritorni offensivi. Sul Novegno, il terreno intorno alla conca rivela le tracce di resti di strade, mulattiere, piazzole per baracche,
postazioni di artiglieria, resti di un cimitero di guerra, segni dell'immane opera fortificatoria e difensiva realizzata in guerra senza risparmio di fatica coi mezzi ancora rudimentali del tempo. Seguendo un'evidente traccia in mezzo ai prati che scende dalla croce e conduce verso est, abbiamo raggiunto la strada sterrata che proviene da Contrada Cervaro. Adesso stiamo percorrendo questa strada, stiamo tornando verso Busa Novegno. Di lì in poi faremo tutto il percorso ritroso, tornando da prima verso Malga Campedello, quindi Passo Campedello. Raggiungeremo quindi il raccordo col sentiero 444 e da lì prenderemo la strada che conduce a Contralba. Per tornare a Malga Campedello, attenzione perché bisogna seguire sempre la strada principale sterrata, quindi non bisogna lasciarsi confondere e prendere qualche deviazione laterale meno visibile. Come riferimento considerate che vi dovete recare sempre verso Pria Forà e Monte Giove, perché sotto c'è Passo Campedello. Eccoci tornati al bivio col sentiero 444 che conduce a Contrada Alba. Quindi dovremo scendere per di qui, sentiero 444. Esattamente come abbiamo fatto anche quest'autunno, solo che poi dovremo fare attenzione a non proseguire verso il sentiero 455 per Colletto Piccolo di Velo, ma prendere la deviazione che conduce fino a Contrada Alba. Eccoci arrivati al bivio in cui bisogna porre attenzione. Quindi bisogna fare attenzione a non seguire le indicazioni di questo cartello, altrimenti si torna nel sentiero 455 per di qui. Bisogna proseguire a sinistra di questo cartello rispetto alla mia posizione, qui c'è l'indicazione del CAI. Proseguendo per questo sentiero quindi si arriva a Contrada Alba. Sentiero in ripida pendenza, in discesa, bisogna fare un po' di attenzione, procedere piano e con attenzione per non scivolare. Bisogna sempre seguire la segnaletica del CAI bianco e rossa, perché abbiamo appena oltrepassato un punto in cui c'era una freccetta che indicava di salire, ma non penso sia quello il sentiero corretto. Probabilmente quello è il sentiero per raggiungere Malga Brazone. C'è una strada che va su, non è quella da prendere, ma questo sentiero in discesa. Sentiero, come si vede, molto in pendenza, in forte discesa. Abbiamo appena oltrepassato un bivio in cui c'è un cartello con freccia rossa che indica Contralba. Dal momento in cui ho sentito che era stato creato un sentiero più sicuro, più comodo per raggiungere Contrada Alba, probabilmente penso si tratti del sentiero che ho appena preso. Quindi proviamo a percorrere questo sentiero nella speranza che sia effettivamente un po' più semplice, meno pendente rispetto a quello che prosegue sempre in discesa.
abbiamo effettivamente raggiunto una strada forestale larga e comoda. Il problema è che ci stiamo spostando un po' troppo, secondo me, verso ovest. Diciamo che qualche indicazione di più, qualche cartello più chiaro fatto meglio non avrebbe guastato anche in questo caso. A un bivio successivo, in cui andando avanti c'era una curiosa freccia arancio che indicava appunto la direzione di proseguire avanti, ho deciso comunque di prendere il tornante che torna indietro verso est, sempre in discesa, perché altrimenti temo che ci spostiamo troppo a ovest verso Contrada Cerbaro, quindi andiamo fuori tragitto. Le indicazioni del CAI purtroppo lasciano alquanto a desiderare a volte. Qualche cartello più chiarificatore, fatto meglio, con più informazioni, soprattutto dove ci sono i bivi, avrebbe effettivamente aiutato molto. A un bivio successivo abbiamo tenuto la direzione diritta e abbiamo raggiunto finalmente Contrada Alba dal basso praticamente, perché in teoria bisognava raggiungerla dall'alto. Piacevole sorpresa, ho trovato anche i miei santoli che hanno la casa proprio qui a Contrada Alba. Sapevo che l'avevano nella zona del Bosco del Tretto, ma non sapevo che l'avessero proprio qui a Contrada Alba. Adesso sto proseguendo verso Colletto di Velo. Per raggiungere l'auto ci vorrà ancora almeno una mezz'oretta, temo. Contrada Alba è più spostata ad ovest rispetto a Colletto di Velo. Altra cosa, ricordiamoci di seguire sempre le indicazioni del Sentiero Natura. A un bivio successivo ho preso un tornante scendendo verso ovest, quindi al successivo bivio ancora ho preso un tornante verso est, abbandonando quindi il Sentiero Natura per tenermi il più possibile parallelo alla strada sterrata che ho appena raggiunto, che porta a Colletto di Velo. Quindi adesso abbiamo raggiunto la via verso Colletto di Velo e mi sto dirigendo verso l'auto. La segnaletica purtroppo a un certo punto, per quanto riguarda il sentiero che conduce a Contralba, lascia alquanto a desiderare, perché le indicazioni per Contralba stessa non sono chiarissime e non c'è un'indicazione chiara per raggiungere la strada sterrata che porta a Colletto di Velo. Bisogna quindi fare affidamento al senso dell'orientamento, cercare di seguire anche le mie indicazioni. Per una persona non esperta dei luoghi mi rendo conto che non è facilissimo individuare la strada, quindi il sentiero più consigliato è sempre quello 455 che porta a passo del Colletto Piccolo di Velo e quindi a Colletto Grande di Velo. Arrivati a Colletto Grande di Velo e parcheggio, come si può vedere è rimasta solo la mia auto, non c'è nessun altro. Terminata quindi anche questa avventura. Nel giro di mezz'oretta un po' abbondante da Contralba siamo arrivati a Colletto Grande di Velo. L'intera escursione come lunghezza siamo circa sui 20 km abbondanti, quindi decisamente si tratta di una bella scarpinata. La deviazione che ho fatto alla fine per raggiungere Contrada Alba, sentiero 444, mi sento di sconsigliarla un po', anche perché porta decisamente lontano dal parcheggio dell'auto e la segnaletica non è certamente impeccabile. Ci sono dei segnali che portano un po' fuori strada, poi bisogna fare affidamento al senso dell'orientamento per ritrovare la strada, quindi secondo me è meglio sempre fare il sentiero 455 che riporta a passo del Colletto Piccolo di Velo, quindi prendere la strada sterrata più sotto che riporta al parcheggio.
Come livello dell'escursione siamo, da un punto di vista tecnico, a livello escursionistico, però c'è da tener conto il dislivello abbastanza impegnativo, 850 metri di dislivello, e la durata, perché ci ho impiegato quasi 10 ore, 9 ore e mezza. Poi c'è da tener conto che comunque ho trovato delle persone con cui parlare, ho fatto molte riprese video anche con il drone, quindi direi che con una tempistica normale, con delle pause più brevi, possiamo stare anche sulle 8 ore, rimanendo ancora abbastanza conservativi. Escursione comunque molto consigliata e bellissimi ambienti, bellissimi panorami di cui si può godere dalla cima dei Monti Rioni e del Monte Novegno. Spero che anche questo mio giro vi sia piaciuto. E se sì, come sempre, mettete un like al video, iscrivetevi al mio canale se avete piacere di rimanere aggiornati sulle ultime novità, sulle mie ultime escursioni. E come sempre vi saluto e vi rimando alle prossime escursioni. Ciao! Con questa lunga camminata abbiamo percorso il massiccio del Novegno da est ad ovest, un tempo teatro di sanguinose battaglie. Questi sono ora luoghi di pace e tranquillità, dove è possibile immergerci in una natura pressoché incontaminata. Nonostante il lungo giro, rimangono ancora da visitare trincee, gallerie, resti di fortificazioni e malghe. Molto rimane ancora da scoprire, molto da imparare di questi bellissimi monti. Buona montagna a tutti!